sorprende che lo spazio dedicato a questa scrittrice nelle antologie scolastiche sia così esiguo. Per quale ragione allora si trovano così tante difficoltà? Era una donna, Grazia Deledda, in un ambiente come quello dell'editoria dominato dai maschi, ancora oggi, ma allora più che mai. E Grazia Deledda cresce in un contesto in cui non esiste, da quando è nata a quando muore, il suffragio universale femminile e conosce per un breve tratto di vita il suffragio universale maschile. Per una certa parte della sua vita, per la gran parte della sua vita, salvo gli ultimi 18 anni, lei conosce un ambiente italiano dove si vota per censo e per genere, votano solo i maschi su base censitaria. Era donna in un contesto dominato dai maschi, ragione semplicissima ma dotata di un certo grado di verità. Una scrittrice sarda, cioè di una regione poco abitata, poco incisiva dal punto di vista politico nelle dinamiche dello Stato unitario, e peraltro una regione che non aveva dato, come dicevano gli intellettuali un tempo, che non aveva dato alla letteratura italiana fino ad allora nessun altro personaggio di prestigio. La ragione che possiamo addurre è che era donna ed era sarda e dunque per lei è ancora difficile, a 150 anni dalla nascita, affermarsi nel contesto della scuola, affermarsi come grandissima scrittrice nel contesto della critica letteraria universitaria, eccetera, 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 eccetera.